Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Certe notti di macchine calde dove ti portano decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara che sentano che non cambierai più. Quelle notti tra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'è qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che sono chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. E si può restare soli certe notti qui. Chi sta contenta gode così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. Certe notti che ti tiene fra le sue tette un po' mamma, un po' porca com'è. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Non si può restare soli certe notti qui. Se contenti godi così così. Certe notti son notti o le regaliamo a voi. Tanto mani lo riapre prima o poi. Buonasera e benvenuti. Certe notti sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi. Quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere mai. Non si può restare soli certe notti qui. E se da contenti godi così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Buonasera e benvenuti in casa Peiretti, in questa diretta, in questo lunedì. Come state amici a casa? Avete passato un buon weekend? Vi siamo mancati?
non importa. L'importante è che adesso siamo qui e siamo pronti a cantare tutti insieme. Questa sera non sono solo e ho il piacere di riavere qui, dopo qualche settimana, signore e signori, Amedeo Grillo! Ciao, buonasera. Finite di festeggiare. Ancora devo cominciare. Ma come ancora di cominciare? Cioè, com'è stata questo terzo scudetto del Napoli? Come l'hai vissuto? Dai, dimmi qualcosa. In poltrona a vederlo. In poltrona, esatto. quindi Me ne sono godute tutte, la Salernitana e pure uno di birra media e rutto libero alla Fantozzi. Ci mancava solo la pizza, comunque ci siamo divertiti, assolutamente meritatissimo quanto mai. Vero, e a questo punto posso fare un ringraziamento. Devi. Torino ci ha dato 12 punti quest'anno, 6 Juve, 6 Toro. Vabbè, chi se ne frega. Un bacione alla Juve, al Toro, grazie. Adesso, miei cari amici, siamo in diretta, il numero ormai lo conoscete, il 348 80 40 254 per le vostre richieste, per le vostre dediche, per le vostre fotografie, per i saluti al nostro Amedeo Grillo, che adesso ci va a interpretare un brano che bellissimo, cioè è veramente bello questo brano, lo conoscete tutti e l'importante è che lo cantiate tutti, ok? Vamos! E come per incanto piove! Per la strada freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Tutti! Scende la pioggia, ma che fa? E basta con i sogni, ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo. Questo scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo. A casa con noi! Scende la pioggia, ma che fa? Amo la vita più che mai. E si canta anche senza l'ombrello. Scusami, sei tutto bagnato. Te l'ho detto che questo effetto particolare di... E poi ci bagniamo, te l'ho detto. Cioè, hai tutta la pelletta bagnata. La pelletta bagnata. Manneggia il nostro Amedeo Grillo qui in diretta in casa Peiretti. 348 80 40 254. Abbiamo parlato di richieste e devo dire che ci stavamo quasi per dimenticare questo brano qui.
i teppisti dei sogni, che fa più o meno così. E adesso arrivano anche dei bei fiori. Degli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno impazzire. Quando ti guardo mi chiedo se, Dedicata a Tino Bella. sei così bella se verrai con me. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro per il mondo? Se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno, ma qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore. E come tu sai si può soffrire, e qualche volta si può anche morire, come io per te, come io per te, anche te, anche te, anche te. Degli occhi tuoi non so il colore, ma sono belli più grandi del mare, pieni di luce, pieni di sole. Non ho mai pianto, mai per amore. È stata la luce degli occhi tuoi che ha colpito questo mio cuore. Ora invece tu non mi vuoi, via quegli occhi già te ne vai. A casa tutti con me, dai. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro per il mondo? E se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore. Come tu sai si può soffrire, e qualche volta si può anche morire, come io per te, 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 come io per te. E questa era una loro richiesta, un brano un po' diciamo liscioso, perché molte orchestre l'hanno portato ormai da tantissimi anni, però 40, bello 40 e più anni che fa sta canzone, assolutamente. bella, si ascolta sempre, bella. assolutamente. Ma anche in tutti i locali, diciamo che facevo karaoke, Piccolo Certo, Fiore non- arrivava tutte le sere. non Mi la fai sono Piccolo di Pink Fiore, Floyd, voglio dire. turna, hai visto che bei invece noi qua grandi fiori, grandi fiori. Non stiamo agitati, non l'ho visto bene. Non hai visto bene? No, dai. No, vabbè. Come la vita dei fiori, io pensavo alla canzone. Altra vostra richiesta e accontentiamo tutti questa sera, arriva un brano di Gianni Togni, semplice e fa più o meno così. Vai a vedere. Come stare fuori dal tempo quando fuori è mattina presto, cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte è ancora attaccata ai muri, fai mille pezzi se tu la sfiori, semplice come le storie che cominciano, come da calci ad un
basteranno 2 ore. Io mi guardo in giro, tra me e la piazza soltanto il cielo, un orologio senza lancette, un istante che sa di latte, semplice trovarsi in tasca qualche spicciolo e dirsi ti amo per telefono, poi saltare anche la cena per parlare, per mangiare 4 chiacchiere, svegliati con un'idea che vuoi difendere, con un ricordo da dividere, insieme anche se ogni giorno è un'avventura che a pensarci fa paura, come stare fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto, tra un po' la gente tornerà per strada, ci sarà la fila alla fermata, semplice, basta farsi un'autocritica, volersi bene forse l'unica, se è una commedia allora avanti un'altra scena, per noi non c'è problema. Amedeo Agrillo, cantamene un po' un pezzettino, dai. Come stare fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto, Tutti insieme! come stare fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto. Ma bravo il nostro Amedeo, e grazie anche a voi che l'avete richiesta al 348 80 40 254. Noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, tanta bella pubblicità da vedere, ma soprattutto tanti bei brani da riscoprire nel secondo tempo in compagnia del nostro Amedeo Agrillo. A dopo. Pubblicità. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti, che inizia con un appuntamento. Guardate qui davanti alla vostra TV cosa vi sto per dire. Bibbiana, domenica 14 maggio 2023, dalla Crota al Sule, e sarà un grande mercatino primaverile dello scambio e del riuso. Quindi amici di Casa Peretti, vi voglio vedere tutti domenica 14 maggio 2023 a Bibbiana dalle 7 alle 18 per comprare tante cosine carine. Ok, salutiamo anche il nostro amico Piero, il presidente della Prolocco di Bibbiana, che ci segue sempre con tanto affetto. Quindi mi raccomando, domenica 14 maggio, segnatevelo, dalla Crota al Sule. Sai cosa vuol dire ormai, Amedeo, dalla Crota al Sule? Non mi ricordo, è passato un anno. Dalla Crota, è vero, l'altro anno ne abbiamo anche parlato, è semplice, cos'è la Crota? Dove tu metti le bottiglie di vino. Ah sì, Le bottiglie di vino. di vino. Le metti in crota, quindi dalla crota, che è la cantina. dalla cantina. E il sole è facile, perché al sole. No, se metti il vino al sole è un disastro. Sopra. Quindi l'ultimo piano della casa è il solaio. Dalla crota, qui dalla cantina al solaio, ok? Qui dalla crota al sole, perché praticamente tutte le cose che uno ha in casa, esatto, che non usa più, le porta a Bibbiana e cerca di venderle. Si mettono in cantina. Esatto, bravo. Ma che non servono, che non si usano. Che non servono e non si usano, più o meno. Io metto tutto in cantina, poi sopra, a volte non entro neanche più in cantina. E adesso andiamo avanti con le vostre richieste, un brano degli 883. Potrei stare ore ed ore qui ad accarezzare la tua bocca e dei tuoi zigomi, senza mai parlare, senza ascoltare altro, nient'altro che il tuo respiro crescere, senza sentire altro che noi, nient'altro che stare fermo e immobile,
che scivola sulla tua pelle umida, senza sentire altro che noi, nient'altro che noi. Non c'è niente al mondo che valga un secondo, vissuto accanto a te, che valga un gesto tuo, un tuo movimento, perché niente al mondo mi ha mai dato tanto da emozionarmi come quando siamo noi, nient'altro che noi. La dedico a tutte le persone innamorate. Potrei perdermi guardandoti mentre stai dormendo, col tuo corpo che muovendosi sembra stia cercando anche nel sonno di avvicinarsi a me, quasi fosse impossibile per sentire altro che noi, nient'altro che noi. Vorrei sentire tutti adesso. Non c'è niente al mondo che valga un secondo, vissuto accanto a te, che valga un gesto tuo, un tuo movimento, perché niente al mondo mi ha mai dato tanto da emozionarmi come quando siamo noi, nient'altro che noi. Non c'è niente al mondo che valga un secondo, vissuto accanto a te, che valga un gesto tuo, un tuo movimento, perché niente al mondo mi ha mai dato tanto da emozionarmi come quando siamo noi, nient'altro che noi. La possiamo dedicare a Patti? Alla tua Patti? Ognuno può dedicarla a chi Sì, ma io la voglio dedicare alla tua Patti. a mia moglie. A tua moglie, perché ti sopporta da tanti anni ed è una donna certo che- fantastica. No, ti sopporta davvero da quanti anni ti sopporta? Da tanti, non lo diciamo, È una donna fantastica, una donna che ci guarda tutte le sere, anche quando sei qua. Cioè, ma è una. E so che ha festeggiato anche lei lo scudetto. sicuramente Brava sì, Patti, assolutamente. brava. Giusto che brava, sia brava. così. Adesso facciamo ancora un brano, poi andiamo a leggere tantissimi messaggi che ci avete mandato questa sera. Grazie, ma non fermatevi perché arrivano qua in casa Peretti i Dick Dick. Cielo grigio su, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, dove il blu non c'è, sento solo freddo, fuori e dentro me, sogno California, e un giorno io verrò. Entro in chiesa là,
tutti! Si riparte? Cielo grigio su, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, dove blu non c'è, se lei non mi aspettasse, so che partirei, ti sogno California, e un giorno io verrò, e un giorno io verrò, e un giorno io verrò. Bella, che gran bel brano, C'è che grinta. una frase che non andrebbe in questa canzone, in questo studio. Cerco il body blu dove blu non c'è. Ammazza, qua è tutto blu. Hai notato una cosa, mio caro Amedeo? In onore del terzo scudetto del Napoli sto dipingendo il pianoforte di blu. Ma va? Sì, e questa è una super cazzola. Lo sto dipingendo di blu per non farlo vedere durante i video. però potevo legare questa cosa in onore sicuramente, dei... ma no. Non è mica quello che conta. Infatti, dai, qua c'è una marca e volevo mettere Osimhen invece di o Kvaratskhelia lì come Kvaratskhelia. Kvaratskhelia come la pentola in piemontese. Kvaratskhelia. Andiamo a leggere un po' dei loro messaggi che sono arrivati al 348. Vai Enrico in regia. Sempre bravo il nostro Enrico. Bravo Enrico, sempre puntuale, preciso, perfetto. Eccolo lì. Voilà. Questo è il Vediamo terzo, un po', non riesco a leggere però, è un po' sfocato, credo cuciniamo, guardiamo Casa Peiretti e mangiamo una buona pizza, Patti 60. Grazie Patti, buon appetito. Hai capito? Quello è mio nipote. Ciao nipote. Casa Peiretti è quel raggio di luna che arriva a noi e incendia di magia ogni serata, fantastici. Dani, grazie Dani da Alessandria. Grazie. Anche a tutta Alessandria, dai, ma non certo. Noi festeggiamo lo scudetto. Credo per altri 5 mesi senza stop. Vi guardiamo sempre in tanti da Napoli. Un abbraccio ad Amedeo che è un grande. Ciao! Ciao. Non c'è la puntata migliore questo lunedì dopo il trionfo napoletano. Enrico Ligabue e la settimana inizia alla grande. Un abbraccio da Fonsine Germano. Ciao ragazzuoli! Grazie. Merci beaucoup. Ciao, sono Paola, mi sento anch'io parte della famiglia Peiretti. È da tanto che vi seguo, grazie per la tua trasmissione che è semplice, ci lascia serenità, ma anche il tuo entusiasmo. Bravi tutti, grazie. Paola. Io chiedo solo una cosa in regia, non riesco a capire come mai è molto sgranato il ritorno, fatico molto a leggere i messaggi se sono piccoli, quindi se riusciamo a capire come mai. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao grazie, Elena, grazie. Ciao, vi seguo sempre. Posso chiedere un saluto a Filippo Pedalini e un mio caro amico che non sa che non se la passa bene. Ai. Grazie mille. Auguri. Alessandro Radiante da Moncaglieri. Allora forza Filippo e ciao Alessandro. Grazie ragazzi. I miei 7 anni, ciao nonno, ciao Enrico e forza Napoli sempre. Ciao Lorenzo, questo è mio nipote. La festa che abbiamo fatto domenica è mio nipote. Per forza che tuo nipote. Poi c'è anche lo scudetto di Napoli. Lo so, visto. Vabbè, sono io. Nonno non potevo essere io. Capire. Complimenti entrambi, ma Giuntoli forse cerca casa a Torino. Siamo generosi. Ma chi se ne frega. Ma bravo, come esatto. si dice? Morto un papa se ne fa un altro. Ma certo, ma bella questa, chi se ne frega. Ciao Enrico, perfetto, bravo Enrico regia. Ciao Enrico, ciao Amedeo, anche stasera la musica di Casa Peiretti ci rallegra per un'ora. Un abbraccio forte. Marisa da Casorzo, ma ciao Marisa. Grazie. Ma guarda quante spille, quanti magneti sul frigo. Come che si chiamano già? Calamite, quante calamite sul frigo. Un caro saluto a tutti voi, un abbraccio a Marina, Enza, Giancarlo da parte di mamma Bruna. Ciao mamma Bruna.
potrebbe essere un segnale a Luserna questa sera, tra un po' viene giù un diluvio universale. Sempre Forza Milan, non cambierò mai squadra, fino a 100 anni tengo sempre Milan. Fai bene, chiunque giusto, tu così. sia, l'importante è essere convinti delle proprie idee, della propria bandiera. Ciao Enrico, ciao Amedeo, grazie per la vostra compagnia, come sempre siete bravissimi. Amedeo, sei contento del Napoli? Sono stati bravissimi, viva Napoli, anche se sono di Avellino, lo dice Rosalia. Ciao Rosalia. Ciao, Rosalia. Bella musica, ciao da Maddalena e grazie per i Grazie. fiori. Che bello ritrovarsi a lunedì sera dopo 2 giorni di assenza. Grazie Enrico per la bella trasmissione che hai ideato e realizzato, per averci fatto conoscere artisti del calibro del maestro Amedeo. Oh Dio, grazie Giovanni d'Alessandria, grazie. Hai capito il nostro Giovanni, che parole che spende sempre per noi, grazie di cuore. Grazie per Piccolo Fiore di Franco Bastelli, Luisa da Pavia, grata per la serata. Bella questa cosa, grata per la serata. Bene. Siamo contenti anche di questo bel micione. Ciao Amedeo, è grande Napoli, ma mercoledì tifi Milan, sei grandissimo. E tu Enrico sei forte, ciao, simpaticoni. Maurizio da Villa d'Ossola, ciao Maurizio. Tifiamo Milan perché è una squadra italiana, in sintesi, Vai. è giusto. Ah, perché l'altra no, cioè l'Inter anche italiana, cioè vinca chi vinca. Ciao Enrico, grazie per il selfie che ci hai regalato ieri alla fiera di Scalenghe. Un saluto a Andrea, Emanuela da Michelino. Ciao ragazzi, ciao. È stata una grandissima fiera, ho incontrato tante persone che guardano Casa Peretti, con molti ho fatto le foto, con altrettanti ho stretto mani, è stata una giornata indimenticabile. Bentornato Amedeo e bentornato anche Enrico, tu ci manchi tanto nei fine settimana, bravissimi entrambi come sempre. Cristina e Marco dall'Equio Tanaro, o Grazie. Tanaro è una volta si chiamava Tanaro, adesso Tanaro. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, Amedeo Grillo, siete grandi. Ci ha lasciato il grande Paolo Conticini, il grande attore, condoglianze alle famiglie d'Antonio Primiceri di Valta, buona serata. Ma io questa notizia, ragazzi, potete confermarmela perché è un mio caro amico. Gentilmente, se qualcuno me la può confermare, Giuliano in regia mi mandi qualche messaggio perché ho le gambe che tremano. Amedeo, se ti sente Amadeus ti porta al Festival di Sanremo, Boia Faust, grande Amedeo, saluti da Frank The Voice da Turini della Mole. Grazie Frank. Ragazzi, davvero mi potete confermare È una questa cosa notizia? abbastanza- No, anche perché mi si sta gelando il sangue, ragazzi, davvero. Ciao, mi cantate prima o poi Liberi di Vasco Rossi? Va bene, guarda, te la faccio cantare venerdì da Luciano Bianchini. Grazie chiunque tu sia. Grazie mille per la canzone, semplice, cantata benissimo. Siamo Paola e Bruno. Ciao Paola, Grazie, ciao ragazzi, Bruno, grazie. grazie. Mi mettete, io canterò per te dei Puda, Miki a Lilli, sempre di Fossano. È un brano difficilissimo, però proveremo a farla, dai. Promesso. Grazie ragazzi. Regia, hai voglia di controllare anche tu, per favore? Anzi, vieni in onda per favore, regia, grazie. Ok, l'ultimo messaggio, Amedeo sempre ok, le tue interpretazioni, Milena anche, non ho finito di leggere il messaggio, non importa, ci fermiamo soltanto 3 minuti, pubblicità. Allora, vi spiego solo un minuto come funziona Casa Peretti. Casa Peretti è una trasmissione che va in onda in diretta da Luserna San Giovanni. In Corso Reggio Parco a Torino abbiamo un regista che deve mandare i video, fare le inquadrature, talvolta copiare e incollare dei messaggi, ok? Non può controllarli tutti. Ragazzi a casa, prima di mandare un messaggio che è una bufala e creare comunque un attimo di tensione in studio, perché era comunque è un grande personaggio, abbiamo allungato la vita di sicuro al mio amico Conticini, però ragazzi, prima di mandare un messaggio importante come questo, fate attenzione, perché sul web è pieno di bufale, la gente si diverte anche a fare cose orrende come questa, quindi mi raccomando, benvengano tutti i vostri messaggi, fate solo attenzione a ciò che ci mandate. Ma a proposito, dov'è Agrillo? Doveva essere qui Agrillo, toccava a lui cantare una canzone, dov'è? Io voglio capire dov'è Agrillo, dove sei? Oh Agrillo, ma basta, e se è capito, adesso me la mena per 6 mesi con sto Napoli tricolore. Sì, abbiamo visto, ha comprato anche la bandierina. Sì, si è visto, ok, bravo.
Beh, complimenti te l'ho già fatti 4 giorni che ti faccio complimenti. Anzi, io, se di la verità, e sono 4 mesi che vi faccio i complimenti. Quindi io lo sapevo già 4 mesi fa. Ma da Juventino c'è da apprezzare, ma non sei solo. Ma ci mancherebbe, dammela qua, perché sono tanti che hanno No, giustificatamente perché detto che la è tengo meritato, io. eccetera, eccetera. La tengo Quindi io sembra perché giusto, dai. quest'anno avete onorato Napoli come squadra, avete anche onorato il calcio italiano. Mi dispiace che non siete in semifinale di Champions. Vabbè, Perché ci sono due italiane, va bene lo stesso, se c'era il Napoli era meglio. Senti, va, visto che sei entrato qua trionfante, ti faccio cantare questa canzone qua. Ma proprio perché sei entrato La trionfante. cantano tutti, non solo io, Bravi, vamos! Stai lontano da sudore, a te volo come pensiero, niente voglia e niente spera, che te vedo sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, come sono sicuro di te. Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stata o prima amore, o prima e l'ultima sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stata o terza amore, o prima e l'ultima sarai per me. Ci voleva, dai, non esageriamo. No, vabbè, io non tengo più di una, assolutamente, ci mancherebbe. Quando da notte non ti lega, non da stregna sti braccia, non da base che sta faccia, non da stregna forte in braccia a me. Ma c'è tanto ma sto suono, ma fai chiagnere per te. Tutti! Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stata o prima amore, o prima e l'ultima sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stata o prima amore, io prima e l'ultima sarai per me. Scrivo sempre stai contenta, io non penso che tu sola, non pensiero ma consola che tu pensi solamente a me. Ah, più bella, tutte belle, non è mai più bella te. Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stata o prima amore, io prima e l'ultima sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stata o prima amore, o prima e l'ultima sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stata o prima amore, o prima e l'ultima sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, e questo cuore, si stata o prima amore, o prima e l'ultima sarai per me. Amedeo Agrillo e la sua Napoli. Bella, eh? La nostra Napoli, da mica solo mia, la nostra proprio. La nostra, Napoli è no? come se fosse un po' come dire un punto diverso dall'Italia, perché è tutta particolare in tutte le sue cose, tutto quello che fanno è assolutamente di più, di tutto e di più. Ok. Adesso Toto Cutugno. Facciamo un po' più seri. L'hai mai fatta una serenata, Amedeo?
No, però ho fatto delle canzoni che vanno insegnate. Quindi non sei mai andato sotto la finestra No, assolutamente. della tua patria a cantare? Serenata quasi a mezzanotte, guardi e ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti, che s'addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti. Per i pensionati un anno e un sol di più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra della via, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello e andiamo via. Un gatto, un cuore, tu, che compagnia. Serenata forse un po' ruffiana, sa di pane calda e paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Vorrei sentire tutti adesso, dai. Affacciati alla finestra della via, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello e andiamo via. Un gatto e un cuore, tu, che compagnia. Affacciati alla finestra della via, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. E adesso andiamo a finire gli ultimi messaggi di questo inizio di settimana strepitoso in casa Peretti. Vai Enrico! Amedeo, sempre ok le tue interpretazioni, Milena, anche quelle di Enrico ovviamente. Grazie Milena. Par condicio, ci può stare. par È condicio, giusto, è che giusto, sia è così. giusto. Il panorama che amo di più, la mia Valsesia. Ciao Roby! Ciao, bella la Valsesia. Bellissima la Valsesia, mi piace molto. Ciao ragazzi, che bello il cartone animato dietro, mi sembra di essere a Ciri Ciri Bimbi. Un abbraccio a tutti, la Chelucci, salutiamo la Chelucci, salutiamo tutti gli interpreti di Ciri Ciri Bimbi, Luciano Ale. Bianchini e Alan Arveda. Grazie ragazzi. Un caro saluto dalle fans del Giuseppe Povia, da Sandra e Faustina, e posso salutare anche il mio amico Giuseppe Povia. Ciao Giuseppe, grazie ragazze. Noi del Genoa non abbiamo vinto lo scudetto, ma un pensierino, siamo o no la squadra più antica d'Italia? Nonna Carla. Sì, Probabilmente è sì. È vero, è vero. Comunque il Napoli è gemellato col Genova, eh? Sì. C'è il gemellaggio della tifoseria col Genova. Lo scudetto del Napoli è la dimostrazione che quando una città sogna, insieme può diventare realtà. Ciao Amedeo, un abbraccio. Va, parliamone, perché tutta Torino che sogna una Champions vabbè. Comunque ciao. Un grande saluto alla premiata ditta Casa Peretti, Erio da Asti. Grazie. Ciao Asti, ciao Erio. Il gatto pantalone vi saluta. Ma che bello questo micione pantalone. Ciao ragazzi, vi ascoltiamo ogni sera, siete fantastici e ci donate momenti indimenticabili con affetto. Sonny e Family. Ciao Grazie. Sonny, ciao Family. Grazie.
Buon compleanno Alice da mamma, papà e Giulia. Auguri Buon Alice. compleanno anche da noi, dai, tanti auguri. Anche Enrico Peretti e Amedeo Grillo ti fanno gli auguri. Ciao, siete sempre molto bravi, complimenti. Comunque farò i complimenti al Napoli quando li sentirò per i 9 scudetti vinti da noi. Saluti, lo dice Fulvio. Fulvio, ma dai, siamo onesti, cioè Fulvio, amico mio, ma hanno vinto un grande scudetto, bisogna fare i complimenti. Poi quando arriveranno poi più avanti. Buonasera, complimenti a tutti, ma in particolare al mio caro zio Amedeo. Baci, siete adorabili. Devi Grazie. sapere chi è, comunque ti ringrazio lo se non si è filmato. Adorabili. Buonasera, vi vedo per la prima volta, sono Beppe da San Damiano, Grande Napoli, che mia moglie è di Pozzuoli, bravi tutti! Pozzuoli doveva scrivere. Pozzuoli. Con la U. Va bene, comunque Va bene grazie, così, grazie Beppe! grazie. Ciao Enrico, ciao Medeo, fantastico duetto e complimenti per nient'altro che noi, cantata molto bene e piccolo fiore, bravissimo. Pensa che 27 anni fa mio papà l'aveva dedicata a mia mamma su una festa che era incinta di me. Grazie, buona serata Valentina della provincia di Genova. Questo è un gran messaggio. Grazie Valentina, grazie di cuore. Vale, grazie. Ma quanti siete anche stasera? Che meraviglia. Ciao Casa Peretti da Rosa. Ciao Rosa. Ciao, Rosa. Vorrei dedicare a mia moglie Erika che aspetta un figlio su di noi di Pupo. Erika, ti amo. Ma che bella questa Bellissimo. cosa qui. Guarda, se non riesco a farla questa sera perché ormai non abbiamo praticamente più tempo, te la faccio domani su di noi con tanto di dedica. Ciao Enrico, tu e Amedeo sempre bravi. Vi chiedo per stasera ancora di cantarmi, visto che c'è Amedeo, maestro della voce della PFM. Un grandissimo, siete L'abbiamo forti già da Miki fatto, da lo faremo Novara. la prossima, dai. L'abbiamo già fatta di recente, comunque la rimettiamo in programma. Questa è una promessa. Ciao Miki e ciao tutta Novara. Regia, quanto manca? Quanto manca? Vediamo un po' se la regia mi dice il tempo, purtroppo, per chiudere qui questa diretta di Casa Peiretti. 5 secondi. E allora, ciao a tutti, Buonasera, grazie. Amedeo Grillo, ci vediamo Enrico Peretti. domani per la nuova puntata di Casa Peretti. Se volete rivedere questa alle 21:30 su canale 83, alle 4:15 di stamattina su canale 13. Da domani cercateci su YouTube. Grazie Enrico, grazie Amedeo, ciao a tutti. Ciao. E forza Napoli, forza Napoli.